Straordinarie apparizioni delle anime del purgatorio. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio raccontarvi alcune testimonianze circa le apparizioni delle anime del purgatorio che mi sono state confidate da delle persone che hanno avuto questo tipo di esperienza. Sono persone che non hanno invocato le anime del purgatorio, hanno ricevuto delle loro apparizioni spontanee. E questo è molto importante da precisare, perché le anime del purgatorio non vanno invocate, evocate, si manifestano spontaneamente a delle persone che scelgono loro. Non si deve mai invocarle, chiamarle, perché se no si cadrebbe nel gravissimo peccato che è quello dello spiritismo, che non va assolutamente praticato. Dicevo che di recente ho ricevuto delle testimonianze molto importanti circa apparizioni di anime del purgatorio a due persone che mi hanno confidato quanto segue. Una di queste persone aveva perso lo zio, aveva degli zii che erano molto legati, erano una coppia veramente felice. Purtroppo questo zio, che non era neanche tanto in avanti con gli anni, è venuto a mancare, quindi è rimasta solo questa zia che diceva sempre, io zio ho come la sensazione che non sia mai morto e che sia sempre vicino a me. Ebbene, è successo un qualcosa che ha confermato le parole di questa zia. È venuto a mancare il padre di una signora che mi ha fatto questa confidenza e chiaramente questa signora si trovava nella stanza da letto dove era stata allestita la camera ardente per il padre, e c'era tutto un via vai di parenti, insomma, che andavano, e amici che andavano a dare le condoglianze, a fare la visita, insomma, dovuta in caso appunto di presenza di un defunto in una famiglia. E a un certo punto questa signora vede entrare dalla porta la sua amatissima zia e sotto braccio a lei lo zio defunto. Ecco che questa signora, chiaramente, nell'avere questa visione ha un attimo un sobbalzo, no? E rimane esterrefatta e vede proprio questa coppia avvicinarsi. E in cuor suo rimane esterrefatta, ma non dice una parola, solo che tra sé e sé dice, subito ha questo pensiero: ma zio, ma che cosa ci fai tu qui se tu sei defunto? Come fai a essere sotto braccio a zia, anche se tu la amavi tanto, le volevi tanto bene? Com'è possibile che tu sia qui a fare questa visita di cortesia a mio padre, questo omaggio a mio padre, che sia sotto braccio alla zia, visto che tu sei morto? Ebbene, proprio mentre questa signora faceva questo pensiero, quest'anima del purgatorio si è dileguata. Questa signora dice di averlo visto come sempre, cioè non era più giovane, diciamo come le anime che sono in paradiso, no? Che appaiono più giovani rispetto all'età in cui sono morte. Era tale e quale a com'era quando era vivo, e addirittura portava gli stessi vestiti. Solo che questa signora non ha mai avuto il coraggio di confidarsi e di dire che appunto aveva avuto questa visione di appunto di quest'anima del purgatorio, dello zio, no, che aveva visto sotto in braccio a sua zia. Un'altra testimonianza che mi è arrivata riguarda sempre questa signora che dice, racconta di un episodio veramente che mi ha lasciato senza parole. In particolare racconta di aver visto un giorno, mentre era piccina e si trovava sul letto e la nonna la stava vestendo, in un angolo della stanza in penombra le sarebbe apparso Gesù con una tunica bianca, con i capelli lunghi,
e con le braccia aperte come ad accoglierla in un grande abbraccio e con un cuore rosso ardente che gli batteva Gesù nel centro del petto. E da quel momento la vita di questa signora è sempre stata caratterizzata da un qualcosa che era attinente ai Sacri Cuori, sia i luoghi dove andava a lavorare, sia le chiese che si trovavano magari nei luoghi in cui andava in vacanza. Insomma, i Sacri Cuori e la devozione ai Sacri Cuori l'ha sempre accompagnata. Un'altra signora invece mi ha riferito di aver visto, questa signora, ecco, aveva perso un cugino e non se la sentiva assolutamente di andare a far visita alla camera ardente, perché il cugino era morto per un brutto male, stato consumato da un brutto male, e lei non se lo sentiva di vederlo in quelle condizioni, per cui questa signora decise semplicemente di andare al funerale. Al termine della Santa Messa funebre, il corteo si stava avviando dalla chiesa fino al cimitero e anche questa signora si è avviata dietro al corteo funebre. A un certo punto si è trovata di fronte il cugino scomparso, che era in condizioni perfettamente normali, così come lei se lo ricordava quando ancora era in salute, vestito con dei vestiti che portava abitualmente, come lei, insomma, che lei in altre occasioni in cui lei aveva avuto modo di vederlo, e questo cugino stava in piedi di fronte a lei, la guardava e le ha accennato un sorriso. A un certo punto questa signora è stata distratta da un'altra signora che l'ha chiamata e quindi ha voltato un attimo la testa, e quando ha rivoltato la testa e ha guardato davanti a sé, quell'anima del purgatorio, appunto suo cugino, ormai non c'era più. E poi in più di un'occasione questa signora ha avuto la visione di un adolescente che era amico dei suoi figli, il quale le è apparso in più di un'occasione e durante la processione di San Rocco, mentre a un lato della strada, mentre guardava la processione con un'aria un po' triste, un po' malinconica, come se fosse addolorato per non potervi partecipare più, poi l'ha visto in una sera mentre tutti gli altri suoi amici facevano musica, e nel gruppo dei suoi amici, senza però poter più partecipare e suonare e fare musica con loro. E poi addirittura lo ha visto mentre seguiva tutti i suoi amici che stavano facendo una passeggiata in bicicletta, e si è anche voltato verso questa signora e l'ha guardata, e poi è scomparso nel nulla, come se non ci fosse mai stato, diciamo. E quindi ecco, queste sono alcune delle testimonianze che mi sono state raccontate, che ho avuto il permesso di riferirvi, pur lasciando le persone che le hanno vissute nell'anonimato. Spero, ecco, vi possano dare un po' di conforto e insomma che anche voi possiate avere, per chi è debole di cuore, non una visita da parte delle anime del purgatorio, perché Maria Simma ha detto in più di un'occasione che le anime del purgatorio hanno una voce cavernosa, però qualcuno magari potrebbe rimanere un pochino spiazzato, no, un pochino turbato, ma possiate in qualche modo avere qualche segno che vi dia la consapevolezza che l'anima in questione si trova in una realtà più felice, più gioiosa di quella che ha lasciato, e che sia sulla via di una pacificazione eterna. Vi ringrazio tantissimo per essere sempre in tanti a seguirmi, e vi saluto, e possa Dio colmarvi di tante benedizioni. Santa e buona serata.